Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben arrivati nei nostri ospiti. Adesso ve li presento subito. Vanna Giantin, segretaria generale FNP Veneto, grazie di essere qui con noi, della CISL, e Sergio Furlanetto, segretario regionale FNP Veneto, sempre della CISL, grazie anche a lei. Parliamo insieme di questioni molto scottanti. Tra l'altro è una cosa anche curiosa, perché tante persone parlano di quota 100, indirettamente della pensione. Quanto ti manca andare in pensione? Riesco ad andare in pensione? Insomma, è un tema di chiacchiericcio comune, incredibile a dirsi, ma è così. I numeri nella regione del Veneto di persone che hanno fatto richiesta sono comunque interessanti, sembra che pubblico e privato si equivalgano, ma vogliamo capire un po' qual è il punto di vista per il sindacato dei pensionati dell'FNP CISL. E poi l'altra grande questione è il socio-sanitario. Parliamo di case di riposo, parliamo di IPAB, parliamo anche di accessi non così semplici. Voi tante volte ci sollecitate, ci scrivete al riguardo, cerchiamo di darvi delle risposte. Ci sarà poi anche un unitario, vuol dire i 3 sindacati confederali insieme lunedì, vi renderemo partecipi un po' delle impressioni che ci saranno, e anche di questo parleremo per capire su che cosa si vuole stringere, insomma, un po' le redini. Allora, segretaria, intanto per esordire, lei è neosegretaria dell'FNP CISL, da sostenere dicembre operativa, dopo un periodo di interregno. Allora, cosa cambia con lei? Cos'è che impronta volete dare al sindacato dei pensionati della CISL? Sì, noi siamo stati eletti con un congresso straordinario il 29 di novembre dello scorso anno, quindi abbiamo 3 mesi di vita. Abbiamo cominciato a riprendere in mano un po' l'assetto organizzativo dell'organizzazione, perché ovviamente il periodo di commissariamento ha fatto solo lo stretto ordinario. Siamo partiti intanto subito, appena arrivati, con i presidi per le IPAB presso Palazzo Ferrofini. Presidio immediato, dopo 2 giorni che eravamo lì, subito presidio. Poi abbiamo organizzato i presidi tra Natale e Capodanno per il fatto che il governo ha tagliato la rivalutazione delle pensioni, e lì è stato un presidio unitario con CGIL e UIL alla prefettura di Venezia. Poi abbiamo messo in piedi la grande manifestazione del 9 febbraio a Roma, dove noi abbiamo partecipato come pensionati della CISL con 600 pensionati, quindi un consistente gruppo, e stiamo lavorando molto sulla formazione, sia per i quadri periferici che per i quadri centrali, perché siamo convinti che con la formazione si va avanti più preparati e più coscienti, e adesso stiamo lavorando per questa iniziativa del 18 a Vicenza, che è un'iniziativa unitaria dei pensionati CGIL, CISL e UIL sugli stessi temi, grosso modo, del confronto con governo che ci hanno visto alla manifestazione del 9 febbraio a Roma. Ecco, magari dalla regia vediamo se abbiamo anche la locandina di questa manifestazione a livello, di questo ritrovo un po' in generale a livello unitario. È sostanzialmente un'assemblea dei pensionati del Veneto che riprende i temi che sono stati oggetto della manifestazione del 9 e li porta nel territorio. Che cosa vi aspettate da questo momento di confronto e di incontro? Sarà presente anche il vostro nazionale, tra l'altro. Ma qui noi andremo a discutere con i nostri quadri periferici i temi legati strettamente ai pensionati, perché la manifestazione del 9 era per tutti i lavoratori attivi e pensionati. Con questa iniziativa del 18 abbiamo centrato esclusivamente quelle che riguardano i pensionati, proprio perché è un'assemblea dei pensionati. La cosa principale è che non vi va né su e né giù. Non tocchiamo il socio-sanitario perché lì sarà la noce di Furlanetto. Abbiamo praticamente 3 problemi che ci riguardano, che fanno parte di questo documento unitario di discussione nel territorio. Il primo è la parte fiscale. Allora, i pensionati italiani sono quelli che pagano più tasse di tutti i pensionati europei. Il nostro sistema di tassazione è molto elevato, e avendo poi deciso il governo di non rivalutare le pensioni per intero come era nell'accordo governo-sindacati del 2016, il danno per i pensionati è doppio: una tassazione molto elevata, più alta di quella dei colleghi francesi, tedeschi, e la mancata rivalutazione che gradualmente svaluta il potere d'acquisto dei pensionati.
Il problema poi fiscale della grande tassazione che i pensionati italiani hanno gioca anche sulla partita della cosiddetta separazione previdenza-assistenza. Perché quando si fanno i controlli, i confronti internazionali, si dice che l'Italia spende molto per pensioni e meno per la famiglia, per l'assistenza, eccetera, il che non è vero, perché la percentuale che viene calcolata del costo delle pensioni sul PIL non tiene conto che una quota consistente di quella percentuale torna allo Stato come tasse che vengono prelevate dalle pensioni. E va tenuto invece in seria considerazione questo aspetto. Esatto, è uno dei problemi per cui il sindacato sta battendo da anni a chiedere la separazione previdenza e assistenza e un sistema di tassazione per i pensionati che sia uguale o analogo a quello dei colleghi delle altre nazioni europee. Questo è anche uno dei fenomeni per i quali, per esempio, molti pensionati, una volta pensionati, vanno all'estero, perché pagano meno tasse. Sì. Questa è un'altra questione. E quindi vanno praticamente all'estero proprio dove sostanzialmente perché la tassazione è molto più bassa. L'altro problema che abbiamo dentro a tutta questa partita è il problema relativo alla consistenza delle pensioni. Allora, quota 100 noi non l'abbiamo mai ostacolata perché rappresenta una opportunità in più per un lavoratore che decide che vuole andare in pensione. Noi avevamo trattato col governo tutta la partita sulle app social che tenevano conto di chi aveva lavori gravosi, chi aveva condizioni familiari difficoltose, ampliando una platea che puntava però a individuare quelli che avevano delle specificità o individuali o collettive che li costringeva ad anticipare la pensione. Il governo ha deciso invece con quota 100 che vale per tutti, indipendentemente dal tipo di lavoro, indipendentemente sostanzialmente dalla realtà personale e familiare. Quindi noi non siamo contro quota 100. Quota 100 è un'opportunità che un lavoratore può cogliere, però diciamo ai lavoratori due cose. Attenzione, fatevi bene i conti. Perché... Ecco, questo lo dica, tanti ce lo chiedono, ci chiedono, ma conviene, fatevi bene i conti, oppure fatevi fare bene i conti. Esatto, noi diciamo fatevi bene i conti, rivolgetevi a un ente di patronato che vi faccia la verifica della posizione assicurativa e dei conteggi, perché ovviamente quota 100 che permette di andare via 5 anni prima della pensione di vecchiaia, che però dentro, dopo la Fornero, ha una quota di calcolo contributivo che è più basso di quello retributivo, porta sì che la pensione non ci sono specifiche penalizzazioni, però se noi prendiamo in considerazione una pensione con 38 anni di contributi rispetto a quello che il lavoratore prenderebbe se va in pensione di vecchiaia, abbiamo tagli che si avvicinano al 25-30%, a seconda dell'entità ovviamente della retribuzione e della pensione. Ecco, perché guardi, la cosa è anche molto, molto interessante, perché mi piace sentire le persone anche ai supermercati quando si incontrano, ma tante parlano di quel discorso della pensione, quindi è un pur parlé estremamente diffuso in un certo target di età naturalmente, e tante opteranno, stanno optando, anzi hanno optato per questo. C'è secondo voi la consapevolezza di questo rischio, oppure proprio è una corsa per paura di perdere il turno quasi? Ma dai dati che abbiamo, allora, la percentuale di lavoratori privati e la percentuale di lavoratori pubblici che si stanno affacciando a quota 100 più o meno si equivale. Quindi sono numeri comunque significativi? Beh, in Veneto fino adesso sono state presentate circa 6.000 domande. Questo è il target del Veneto distribuito nelle 7 province. Qual è il problema? Che nel privato ci possono essere o realtà di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione, magari le aziende incentivano anche i lavoratori perché vadano via con quota 100 e qui ogni lavoratore deve fare i propri calcoli. Nel pubblico impiego invece c'è una fuga abbastanza considerevole dalla scuola, che è uno dei settori che vede sostanzialmente le fughe più elevate, sanità, anche se in questo momento sembra che dalla sanità non siano tanto i medici, ma siano le figure ausiliarie, perché i medici forse hanno capito
che avendo messo su quota 100 la non possibilità di lavorare dopo la pensione fino all'età della vecchiaia, sono 5 anni dove non possono svolgere la libera professione, e quindi probabilmente questo ha rallentato la scelta. Ecco, però per esempio il personale intermedio infermieristico, che dir si voglia, con una decurtazione rilevante del 25-30%, è abbastanza penalizzato, perché anche loro non potrebbero fare nessun'altra professione. Queste sono scelte individuali. Uno può dire: siccome il lavoro è pesante, siccome io non ce la faccio più perché ci sono i turni, mi accontento di 200-300 euro al mese in meno pur di riuscire ad andare. Però la valutazione che i lavoratori devono fare non è solo la differenza al momento in cui vanno in pensione rispetto all'ultima retribuzione, è che questa differenza poi se la portano dietro per tutta la vita, per tutto il periodo che quella è la cifra e non si discute. Esatto, che non si recupera, non c'è ricalcolo all'età della pensione. Ecco, no, questo è importantissimo sottolinearlo. Lei diceva soprattutto la pubblica amministrazione, pubblica amministrazione, qua vediamo scuola e strutture ospedaliere, gli aspetti più delicati sostanzialmente, perché se mancano insegnanti, se non ci sono aperti concorsi per nuove assunzioni anche nelle strutture ospedaliere, ci sono dei problemi. La contraddizione di questo governo è che, avendo aperto a quota 100 a tutti, indipendente dalle situazioni, ha contemporaneamente bloccato le assunzioni nella pubblica amministrazione fino a novembre del 2019. Quindi l'apertura del prossimo anno scolastico a settembre creerà grossissimi problemi, perché non è che quelli che vanno fuori adesso hanno un concorso pronto e vengono assunti. Le assunzioni sono spostate a novembre 2019, a meno che nella discussione che sta avvenendo in Parlamento per la conversione in legge del decreto non decidano qualcosa di diverso che noi oggi non conosciamo. Su cui però voi potete in qualche modo sollecitare, perché noi abbiamo chiesto pesantemente, c'è la funzione pubblica che si trova dopo. Sì, l'incontro che c'è stato con CGIL e CISL UIL del governo è stato posto proprio il problema, oltre che dell'occupazione, che è l'elemento essenziale, anche della necessità di coprire i posti carenti nella pubblica amministrazione, perché c'è il rischio che si blocchino i servizi. Esatto, quindi questo è un altro problema enorme, che non è di poco conto. Ecco, in generale voi come sindacato dei pensionati a livello regionale, delle politiche che sono state attuate in attuazione di questo governo, poi parliamo anche del discorso dell'autonomia sì, no, perché là ci sono ricadute sociosanitarie, insomma ci sono vari ambiti di ricaduta. Cosa ne pensate? Come vi ponete? Avete una posizione? Allora, la posizione nostra è quella praticamente dentro l'organizzazione, non è una posizione solo dei pensionati, chiaramente. Però magari non abbiamo fatto ancora per esempio, noi siamo contro il provvedimento sul reddito di cittadinanza. Non siete favorevoli, no, quindi? Perché è un provvedimento contraddittorio. È nato come provvedimento che doveva combattere la povertà, poi è diventato un provvedimento che deve trovare posti di lavoro. Hanno spostato la REI, che era il provvedimento precedente che andava incontro alla povertà, era affidata la selezione per le domande agli enti locali, quindi con tutto lo staff diciamo degli enti locali, assistenti sociali eccetera, che prendevano in carico la famiglia, e quindi era una valutazione vera della povertà. Qui abbiamo un miscuglio, si dice che si combatte la povertà, però di fatto poi tutto è mirato sugli uffici di collocamento e quindi sul trovare posti di lavoro che non ci sono. La stessa assunzione dei navigator, che dovrebbero essere questi disoccupati con sostanzialmente un contratto di 2 anni, che dovrebbero trovare lavoro a altri disoccupati, crea una serie di contraddizioni enormi, perché se questi sono disoccupati e trovano un buon lavoro, se lo prenderanno prima per loro e poi per quelli che devono trovarlo. Ma a prescindere da queste considerazioni, c'è il rischio che sia un provvedimento che non risponde alla povertà e che soprattutto non risponde al lavoro, quindi rischia di diventare un intervento assistenzialistico
che distribuisce denari senza avere risultati. Però c'era anche un altro dato, ed è emerso soprattutto nel nostro nord-est, dove mancava l'incontro domanda-offerta, cioè aziende, lo sappiamo, che cercavano certe figure professionali, non riuscivano a trovarle, e di conseguenza invece figure professionali che erano disponibili, ma non, cioè incontro domanda-offerta veramente non c'era il canale. Perché? Perché i ex centri per l'impiego, che dir si voglia, non hanno più funzionato da tanto tempo. Sì, ma non è che i centri dell'impiego cambiano il funzionamento perché arrivano i navigator, tant'è vero che è stato un braccio di ferro tra regioni e governo. Adesso da 6.000 siamo scesi a 3.000, sarà tutto da vedere cosa faranno questi navigator. Cioè è un provvedimento che parte nella confusione, che sicuramente dovrebbe riorganizzare gli uffici di collocamento, non si sa né come né quando, perché, e soprattutto non dà quella risposta alla povertà per cui all'inizio questo provvedimento doveva nascere. La stessa Caritas l'anno scorso aveva raccomandato al governo di non chiudere la porta della REI, che invece stava dando delle risposte vere alla povertà. C'era solo eventualmente da incrementarne il valore, perché i soldi messi a disposizione erano molto pochi. Qui siamo in un provvedimento confuso che, per vedere sostanzialmente dove porta, ci vorrà intanto un po' di tempo, ma soprattutto rendiamoci conto di una cosa: la famosa tessera d'oro, azzurra, no, d'oro, gialla, eccetera, che dovrebbe essere caricata dei soldi e quindi dovrebbe dare soldi disponibili da subito, parte in un momento in cui il decreto non è ancora convertito, è ancora alla discussione delle Camere. Quindi non si sa se verrà variato, se verrà confermato, cosa succederà. Quindi parte nella più totale confusione. Chiarissimo. Poi tenendo conto che a Ruota, dove c'è una persona che non ha lavoro e grava sulla famiglia, guarda caso sugli anziani e sui pensionati, per cui è un ciclo anche anziani continuo. E pensionati è una cosa ancora più complicata, perché si parla di pensione di cittadinanza. Perfetto, allora fermo un secondo qua, perché voglio dedicare alla pensione di cittadinanza un paio di minuti. Tanti anche ce l'hanno chiesto. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme tra poco.